nostri così primari dei centri trasfusionali stanno facendo anche loro salti mortali per garantire quegli orari aperti. Chiaro è che in questo momento nelle varie realtà anche venete ci sono delle chiusure dovute alla mancanza di medici e questo penalizza un po' la donazione. Lo sappiamo che stanno chiudendo sia Treviso che Padova, Venezia, in tutte le province si stanno chiudendo a giorni alterni in maniera tale di garantire perlomeno in quei giorni la presenza di un medico. I volontari ci sono, la disponibilità di sangue dunque anche, manca però chi possa prelevarlo. Avis Veneto ha annunciato che in questi giorni vari centri trasfusionali, tra i quali quello di Treviso, hanno dovuto aprire a giorni alterni per far fronte alla mancanza di medici e infermieri ormai diventata strutturale. Sabato e domenica sono i giorni prediletti dai volontari per la donazione, ma per ovviare a questa carenza in extremis, Avis sta chiedendo anche l'allungamento dell'orario adibito al prelievo. In modo tale da dare la possibilità con lo stesso medici di fare più ore in maniera di allungare un po' l'orario della giornata per poter donare. Solo per gestire i pazienti affetti da emofilia e talassemia, racconta Pradal, servono 8.000 sacchi al giorno. Il sangue deve essere dunque garantito. È chiaro che non mancano solo nei centri trasfusionali, non mancano solo nelle nostre unità di raccolta, mancano dappertutto, ma lo leggiamo giornalmente, però chiediamo veramente con forza ai nostri politici, a chi ha la possibilità di risolvere queste problematica, di riuscire a farlo. Un appello che arriva nella giornata internazionale del volontariato che in Avis conta 136.000 volontari che quotidianamente si spendono per la comunità. Andare a donare in questi 2 anni è stata veramente un'impresa e di questo devo dire che, grazie ai volontari, grazie ai donatori, siamo riusciti a far fronte anche alle necessità che ogni giorno ci venivano chieste dalle aziende sanitarie.